Presentata l'11ª edizione della Dolomiti Rescue Race, manifestazione internazionale riservata ai componenti dei Mountain Rescue Team di tutto il mondo con concorrenti dai 18 ai 70 anni. A Pieve di Cadore abbiamo deciso di portare i soccorritori per una giornata di festa, per conoscerci in un altro ambito e riunire quelle che sono le nostre capacità in una manifestazione, ma anche in una festa per tutti i soccorritori d'Italia e non solo. La partenza, sabato 1 ottobre, sarà al Pracia Delan, nel comune di Calalzo di Cadore, mentre l'arrivo sarà verso le 11 nella centralissima Piazza Tiziano a Pieve di Cadore. I 17 km del percorso si sviluppano sulle pendici dell'Antelao, con 2200 metri di dislivello complessivo. Il record di 1 ora e 58 appartiene proprio ai padroni di casa, mentre la media si aggira tra le 2 ore e mezza e le 3. E all'interno delle prove tecniche, corda doppia, montaggio barella, dei tratti attrezzati in parete dove devono comportarsi da alpinisti, per cui sfruttare e utilizzare i materiali che abitualmente si usano nei soccorsi. L'anno scorso in gara c'erano una settantina di squadre provenienti da tutta Italia, isole comprese, e sono attesi team di Mountain Rescue da Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Austria, Croazia e Slovenia.